Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo del una bella svegliatina ci vuole. Perché? Perché mi sono reso conto che soprattutto sui social, perché ormai il 90% delle persone comunica con i social, che bisogna dare una svegliatina. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Face e anche in Telegram. Mi raccomando, venite in Telegram. Al lunedì sera il Legare Marietto Veneziano, coadiuvato dalla grandissima Milas, tengono un percorso esoterico, chiaramente gratuito, quindi possono venire tutti, e qui sotto in descrizione vedete i link. Se avete bisogno di link per raggiungere il Legare Marietto Veneziano, qui sotto in descrizione ci sono i link. Ecco, il Degada poi in questo periodo sta erigendo con altri maghetti in erba un muro vibrazionale eterico per difendere lo Stato italiano. Questo è lodevole anche per tutte le persone che si stanno riunendo ogni sera alle 9 per erigere questo muro intorno alla nostra gloriosa nazione. Bene, ripartiamo un po' dal discorso. Il discorso è molto semplice. Anni fa, quando mi fecero vedere, ad esempio, 15 anni prima che caddero le due torri gemelle, mi fecero vedere questa cosa qua. E cioè che nel futuro avrebbero tirato giù le due torri gemelle. Me lo fecero vedere praticamente quasi 20 anni prima. Io chiaramente, anche se lo vidi, non volevo crederci, per il semplice fatto che mi sembrava assurdo che prima uno tira su due torri gemelli da milioni e milioni di dollari e poi a un certo punto lui stesso, che aveva questo potere, le abbatte, no? E alla domanda perché fate così, il tizio che rappresentava poi quel gruppo esoterico che dominava in quel momento lì mi disse che loro sono fatti così: prima tirano e poi smontano. Alcune volte, leggendo Osho, aveva una sua certa interpretazione. Osho diceva: la vita e l'universo come un pendolo. Quando un pendolo tira troppo a sinistra è arrivato al suo culmine, per forza di cosa deve scendere e arrivare a destra. Tutto oscilla e quindi anche tutto ciò che è buono, che noi vediamo che è buono, a un certo punto arriverà al suo punto massimo e di conseguenza dovrà scendere e arrivare dall'altra parte. Quindi quando voi vedete che una cosa va troppo bene, è troppo sopra le righe, per forza di cosa deve scendere. Allora ci sono gruppi esoterici che hanno capito questa cosa e automaticamente la fanno per stare sempre al governo invisibile, chiaramente, no? Però chi ne paga le conseguenze sono quelli che non hanno conoscenza, i mancanti di conoscenza, detti anche ignoranti. E infatti Osho dice anche che il peccato originale non è Adamo ed Eva, ma è proprio l'ignoranza. Oggigiorno noi, seguendo i vari social, vediamo che c'è un mare di mancanze di conoscenza. C'è quelli che predicano la quinta dimensione, ve l'ho spiegato che sembra quasi che siano quelli che schiacciano i bottoni sugli ascensori. C'è quelli che predicano che c'è l'astronave fuori nello spazio che verrà a salvarci. Insomma, noi con questo pensiero latino pensiamo sempre che debba venire qualcuno fuori a salvarci. In questo periodo poi noi vediamo il nostro governo italiano che sta facendo salti mortali per cercare di evitare la pillola. Addirittura stiamo facendo arrivare l'esercito russo a darci la mano. Chiaramente noi dell'esercito russo a livello materiale non ne avremmo avuto bisogno come quello cubano, ma è un segnale attivo a quelli che hanno creato questo problema di stare attenti, perché noi siamo sempre capaci di passare dall'altra parte, e quindi non dovete vederlo questo come un'invasione di campo, ma come un messaggio non troppo velato del nostro governo italiano a chi ha creato questa pandemia, questo terrore, di stare attenti che se lo Stato italiano vuole, cambia bandiera, ma non perché è un codardo, ma perché è stanco che sul proprio terreno
si è fatto questi giochi che purtroppo fanno male a molte persone innocenti. Quindi, cari amici, il vostro Marietto Veneziano vi chiede ancora con questa pillola di iscrivervi soprattutto al canale di Telegram, dove appunto vediamo schierati il legale del vostro Marietto Veneziano e anche la Milas in questa divulgazione esoterica proprio per i tempi che stanno arrivando. Infatti, più o meno 20 anni fa mi fecero vedere questi tempi che sarebbero arrivati e che non sarebbero stati troppo leggerini. Noi abbiamo raggiunto il massimo del pendolo nel 1990, quando siamo riusciti ad arrivare, anche se eravamo una nazione perdente, la quinta nazione più potente a livello economico mondiale, e adesso purtroppo abbiamo la discesa dall'altra parte del pendolo. Quindi mettiamoci il cuore in pace, ci saranno ancora periodi duri, periodi impegnativi, certamente che non si risolveranno con paroline a favola o a quinte dimensioni, perché vi ho già spiegato che la quinta dimensione non arriverà mai, perché è già qui per i cabalisti nel mondo a venire, ma tutti per le altre persone che queste cose non le vedono, ma che almeno abbiano una vita decente. E qui appunto entra in campo gli esoteristi, e di esoteristi ce ne sono quelli che dormicchiano, quelli che si stanno un pochettino stropicciando, si stanno svegliando, e quelli svegli. Quindi quelli che dormicchiano lasciate stare, che non servono proprio a niente, e quando si sveglieranno ormai sarà troppo tardi. Quelli che un pochettino che si stanno un po' svegliando, e sarebbe buono che li seguiste o imparaste qualcosa da loro. Infatti nel Vecchio Testamento c'è una bella frase, quando appunto il Dio di questo Stato ebraico a un certo punto disse, quando Gerico era circondata: ho cercato qualcuno che salisse sulla breccia, ma non lo trovai. Invece noi in questo momento ci dobbiamo trovare belli svegli e pronti a salire sulla breccia. Quindi lasciate stare certi gruppi che incominciano e continuano a perpetuare fantasie, e cercate di, in un certo senso, apprendere da chi realmente può darvi una mano. Bene, cari amici, detto questo invito all'iscrizione del canale degli Arcieri Bertoldini su Telegram. Il vostro Marietto vi saluta e vi ringrazia. Alla prossima, ciao!